Sono Giovanni Maria Fara, direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università Ca' Foscari. Spesso vengo chiamato a portare i saluti istituzionali. Oggi sono molto contento di portarli perché sono uno storico dell'arte. Il mio dipartimento è molto composito, a volte all'interno anche della stessa storia dell'arte, a un certo grado di differenza. E quindi sono molto felice di rivedere il professor Gentili. Ricordavo che ci eravamo visti l'ultima volta ieri a Frascati col professor Casini, e quindi ringrazio soprattutto le organizzatrici Martina Frank, le colleghe Martina Frank, Valentina Sapienza e Stefania Ventra, e anche per la cortesia che hanno usato nei miei confronti. Mi sembra un'occasione molto bella, e mi sembra che sul filo della storia dell'arte, del restauro e della memoria personale si svolga questa giornata, che sarà introdotta e moderata da Valentina. Buonasera a tutte e a tutti. Io sono piuttosto emozionata e molto contenta di questa occasione per noi tutti molto speciale. Cercherò di essere davvero breve perché ci sono tantissimi e importanti interventi. Io volevo soltanto introdurre questa giornata e forse anche spiegare un po' il motivo per cui io, insieme alle colleghe Martina Franca e Stefania Ventra, abbiamo deciso di organizzare questo momento. Intanto permettetemi di ringraziare il direttore Giovanni Maria Fara per aver scelto di dedicarci il suo tempo, oltre che per i saluti. Naturalmente Augusto Gentili, grande amico di Erasmo e presenza indispensabile per rendergli omaggio, Caterina Barnaba e Gabriele Mattino, a cui certamente il nostro amico avrebbe rivolto moltissime domande, perché il loro intervento, ne sono certa, avrebbe destato molta della sua curiosità, e naturalmente Michele De Martin, che chiuderà i lavori con un ricordo personale di Erasmo. Ma non posso non ringraziare anche alcune persone che sono presenti qui per affetto, amore, come Roland Krischel, Boris Ioffe, di cui ascolteremo peraltro un brano composto proprio per Erasmo, e naturalmente Tristan Wedigen, che siamo molto felici e onorati di accogliere in questa circostanza così preziosa. E poi un ringraziamento, permettetemi, va a tutto il direttivo di Rive, senza la cui collaborazione questa giornata non avrebbe potuto avere luogo, oltre naturalmente che al mio dipartimento. Mi prendo ancora qualche minuto, se me lo consentite, per ricordare Erasmo a modo mio, prima di lasciarvi ai bellissimi interventi che seguiranno. Io ho conosciuto Erasmo, così lo chiamavamo noi, insomma, gli amici italiani, molti anni fa, credo fosse il 2010, in occasione di un seminario organizzato appunto da Augusto Gentili qui all'Università Ca' Foscari, e naturalmente si parlava di Tintoretto. Eravamo in tanti venuti per ascoltarlo, c'era chi semplicemente frequentava il corso per sostenere il temutissimo esame con il professor Gentili, c'era chi faceva il dottorato, la tesi, e chi poi era semplicemente venuto ad ascoltare un intervento coltissimo di uno studioso sui generis, almeno eccentrico, persino eretico, per dirla con Michele, che si interessava di pittura veneziana del Rinascimento. In realtà però io Erasmo lo conoscevo già da un po', perché appunto per fare la sua conoscenza avevo dovuto persino scomodare una collega del corso, che oggi mi piace ricordare, Silvia Volcan, originaria di Bolzano, che mi aveva gentilmente tradotto il bellissimo saggio di Erasmo apparso su Saggi e Memorie di Storia dell'Arte del 1974. Un saggio naturalmente in tedesco, io purtroppo non parlo il tedesco, è un saggio su San Zulian. Io studiavo San Zulian e sarebbe stato impossibile anche muovere semplicemente un passo su quel tema senza aver letto il saggio di Erasmo.
un saggio che oggi forse non potremmo scrivere, se non altro perché Erasmo aveva dedicato un tempo infinito alla lettura del testamento rigorosamente in latino di Tommaso Rangone, un testamento lunghissimo che conta decine di carte e che ancora non è mai stato interamente pubblicato. E in quel saggio c'erano già tutte le qualità di Erasmo, c'era l'immensa curiosità, la tenacia, la libertà di poter studiare senza render conto a nessuno, studiare semplicemente per il piacere di studiare, per conoscere e naturalmente scrivere era la naturale conseguenza, perché voleva dire condividere quel che aveva scoperto con le persone che amava o anche semplicemente con chi aveva il piacere di leggere. E poi soprattutto studiare era anche l'occasione per puntare gli occhi, per vedere quel che ancora c'era da vedere e quel che solo lui sapeva vedere. E Augusto tornerà proprio su questo tema del dettaglio nel suo intervento. Dopo quel primo incontro i nostri cammini si sono incrociati in modo quasi magico. Mi piace ricordare in particolare un'occasione. Ricordo quando aveva in mano la mia tesi di dottorato fresca di stampa e a un certo punto, arrivato alle figure 14 e 15, puntò il dito su quelle figure, mi guardò e mi disse: brava! In un attimo chiaramente io mi riempii di gioia, perché avevo creduto di averlo convinto semplicemente con un paio di figurine, cioè avevo creduto che quel che io avevo visto, cioè il fatto che l'ambientazione del ritrovamento del corpo di San Marco, cosiddetto ritrovamento del corpo di San Marco, altro non fosse che una fantasiosa rielaborazione da parte di Tintoretto dello scorcio delle tombe pensili della facciata di San Zanipolo, combinate con la vertiginosa fuga prospettica del rilievo raffigurante il battesimo di Agnano sulla facciata della Scuola Grande di San Marco. Ebbene, soltanto qualche tempo dopo scoprì che in un suo saggio, rigorosamente in tedesco, che quindi io non conoscevo, non avevo letto, anche Erasmo aveva formulato la stessa identica ipotesi. Ecco, proprio questo è il privilegio che ho avuto il piacere di condividere con Erasmo, una sensibilità comune, lo stesso modo di incontrare la pittura di Tintoretto, quella familiarità che solo dopo tanti anni di studio ti consente di pensare a un pittore un po' come fosse casa tua, e non perché te ne appropri, prova nel fatto che io e Erasmo condividevamo lo stesso amore senza alcuna gelosia, ma proprio perché lo abiti, lo vivi. In poco tempo e grazie alla presenza di Augusto Gentili, Erasmo è diventato un amico, uno di casa, per dirla affettuosamente. Abbiamo mangiato e bevuto insieme, abbiamo passeggiato, abbiamo parlato tantissimo e abbiamo parlato naturalmente molto spesso di Tintoretto, il nostro amore comune. Non scorderò mai quel giorno in cui si è presentato a casa mia portandomi in dono una decina di numeri di Arte Veneta. Mi disse: ora basta, la mia storia con Tintoretto è finita, ora tocca a te. E così anche alcuni dei suoi libri ora sono a casa mia. Erasmo se n'è andato qualche mese fa, ma in realtà Erasmo è ovunque, sul fantastico sito internet che lui stesso ha costruito, in cui si possono leggere centinaia di contributi e centinaia di rielaborazioni grafiche, e nei suoi libri che ho voluto portare, che sono qui sul tavolo se vorrete sfogliarli, e perfino quasi ovunque nel mio portatile. Ho voluto mostrarvi questa ricerca fatta appunto sul mio portatile. Io vi ringrazio molto per questo momento che ho potuto condividere con voi e passo alla presentazione del nostro primo relatore. Come si dice spesso, Augusto Gentili non ha assolutamente bisogno di presentazioni, ma qualcosa
naturalmente diremo. Il professor Gentili è stato professore di storia dell'arte veneta all'Università La Sapienza di Roma dall'83 al 96-97, poi di storia dell'arte moderna all'Università Ca' Foscari di Venezia dal 97-98 al 2012-2013. Studia, come sappiamo, la pittura veneziana del 4 e del 500, secondo un taglio multidisciplinare di storia e di iconologia contestuale. Ha scritto moltissimi libri e centinaia di saggi. Ha scritto 2 libri almeno importantissimi, che sono Da Tiziano a Tiziano e Le storie di Carpaccio, e udite udite, tra pochi giorni esce un nuovo libro del professor Gentili, Ritratti al dettaglio, tra pochi giorni, entro il mese di ottobre per la precisione, Ritratti al dettaglio Venezia e dintorni 1500-1575, edito da Bulzoni, e che speriamo di poter presentare qui a Ca' Foscari. Io non rubo altro tempo e lascio la parola al professor Gentili, che ringrazio moltissimo per essere venuto fin qui. Bene, buonasera al solito tutte e tutti. E chiariamo subito una cosa. Cosa sono i dettagli tintorettiani senza fortuna? I dettagli tintorettiani senza fortuna sono i molti dettagli che soprattutto io e Erasmo abbiamo trovato insieme, e non terrò minimamente a specificare, che ne so, chi ha trovato cosa, perché io e Erasmo ci siamo palleggiati questi dettagli, scusate il termine sportivo, ci siamo palleggiati questi dettagli per una vita, o per un pezzo di vita, per quel pezzo di vita che abbiamo avuto l'occasione di vivere insieme, parlando, discutendo e anche pensando molto. E devo precisarvi un'altra cosa. Sia chiaro che questi dettagli tintorettiani non sono, che so, lo scialle della signora o l'armatura del capitano. I dettagli tintorettiani di cui vi parlerò sono intanto tutti quanti i dettagli ormai noti, che sono stati pubblicati, che sono stati discussi, ma di cui nessuno parla. Nessuno sembra interessato a tirare le somme di questi particolarissimi dispositivi, che non sono appunto i particolari estetici che vengono spesso ricordati dagli storici dell'arte, ma sono delle sorprese, sono degli scarti, sono delle variazioni improvvise nell'insieme che improvvisamente appunto cambiano. Che cos'è? Beh, ci sta bene, no? Le sorprese che cambiano il percorso. Ci sono dei percorsi che cambiano completamente senso improvvisamente e quasi non ce ne accorgiamo se non stiamo particolarmente attenti. Dopodiché la sorpresa provoca attesa e provoca anche l'attesa di una ricompensa, perché
questi dettagli servono a chiarire delle cose che prima non sono state chiarite e che magari si complicano anche ulteriormente. Non è detto che si chiariscano sempre. Ma cambia il percorso, cambia il tempo, l'immagine è un momento e il dettaglio è un momento specifico, un momento speciale, un momento di scarto che dice quello che pensa davvero l'autore. Io riparto per l'ennesima volta da questo dipinto che non riesaminerò in maniera così totale, ma almeno per un dettaglio, sì, perché qui nessuno dovrebbe più pensare, credo, spero, che questo sia un ritrovamento del corpo di San Marco, quando l'intera immagine è ripresa pari pari con degli scarti, ma degli scarti quantitativi, dal rilievo del primo pergolo di Sansovino per la Basilica di San Marco, dove c'è un San Marco vivissimo, quindi non c'è nessun cadavere di San Marco da ritrovare, e c'è in compenso un cadavere di un giovane che in Sansovino è compianto anche dalla madre. Ci sono così diversi personaggi di invalidi, miserabili, storpi, ciechi e via dicendo. C'è soprattutto quel chiasmo improvviso, frenetico di un indemoniato che viene sorretto e trattenuto nelle sue convulsioni da un altro personaggio, che si allacciano, si abbracciano affettuosamente in questo momento. Ma c'è soprattutto, appunto, un dettaglio, uno scarto improvviso che a me sembra particolarmente importante, perché segna tra l'altro lo scarto tra, chiamiamola imitazione da parte di Tintoretto, del rilievo di Sansovino e la nuova immagine. Perché se vedete nel rilievo, l'indemoniato produce, se così posso dire, dalla bocca un diavolaccio così abbastanza banale in fondo, no? E guardate che cosa fa Tintoretto, perché non può mettere lì dentro una figurina, un giocattolo, il giocattolo del diavolo. Questo è vi faccio rinotare il chiasmo dell'indemoniato con colui che lo sorregge e la stessa figurazione in Tintoretto, no? Ma qui non c'è il diavolo, ma c'è uno spiritus. Vedete questo fiotto che esce dalla bocca dell'indemoniato, così coerentemente è uno spiritus, no? Un pessimo spiritus naturalmente, che però oltretutto poi non svanisce così con quel fiotto dalla bocca dell'indemoniato,
ma sale lungo tutto il soffitto. Vedete, ci sono tutte queste, non so come chiamarle, una volta le ho chiamate stelle filanti e le richiamerò così se non vi dispiace, perché sono quello che rimane di questa apparizione demoniaca. Ecco, a questo punto ho dimenticato di dire un'altra cosa, che io vi farò vedere, senza troppe distinzioni, le cose che abbiamo appunto palleggiato, dicevo prima, io e Erasmo, senza stare a distinguere così chi ha detto cosa. E credo che non possa mancare in questa logica una serie anche pubblicata da Erasmo con così la collaborazione linguistica di Valentina, ormai già qualche anno fa, in cui si discutono le scene, le varie redazioni dell'Ultima Cena. E toccherebbe adesso subito cominciare con la scena di San Marcuola, però io prima voglio fare un'altra cosa, farvi vedere l'unica immagine non tintorettiana di stasera, un'immagine che peraltro Erasmo ha discusso, sia pure in maniera piuttosto breve, e che è quella di Jacopo Bassano nella Galleria Borghese a Roma. E qual è il primo dettaglio che bisogna cercare quando si esamina un'Ultima Cena? Beh, plausibilmente, dov'è Giuda? Qual è Giuda? Dov'è il traditore? E in questa Ultima Cena di Jacopo Bassano, si chiamano tutti Jacopo, che ci posso fare? Pensate, fate uno sforzo e cercate di vedere quella testa semicalva all'estrema destra del dipinto, un po' nascosta. Tutti quelli che si sono occupati di questo dipinto hanno detto, Giuda, eccolo lì. Perché intanto, quando si parla di dettagli, bisogna pure saper guardare con molta attenzione. E qui Giuda sta dove deve stare, non nascosto in un angolo, anche perché Giuda in un'Ultima Cena è un personaggio importante, non deve stare nascosto, deve stare in bella evidenza. Dobbiamo capire possibilmente dov'è Giuda, dov'è il traditore. E qui non era molto difficile, bastava guardare da vicino. Insomma, noi dobbiamo fare, come diceva un altro amico prematuramente scomparso, Daniele Arras, bisogna fare una storia ravvicinata della pittura, se vogliamo capire. Giuda sta dove deve stare, dicevo, sta da questa parte del tavolo, dalla parte interna, dove c'è solo lui praticamente, e si distingue perché ha in mano la borsa con i denari, una bella borsetta di feltro, di pelle, non so bene, con tanto di laccetto che la chiude. Non è tutto però, e non è tutto Giuda, perché dall'altra parte succede qualche cosa di non meno così sorprendente e anche per certi versi preoccupante,
perché qui ci sono una serie di personaggi che hanno a che fare con il vino. E vi ricordo, questa è cosa notoria, che il decreto tridentino dell'11 ottobre 1551 intanto stabilisce che in territorio cattolico la comunione si fa soltanto con il pane e, ben inteso, anche prima di quella data, quindi per esempio per questa cena, documentata tra il 46 e il 48 con pagamenti a Jacopo Bassano, qui evidentemente ci sono personaggi che hanno a che fare col vino. C'è un bicchiere pieno a metà davanti al personaggio all'estrema sinistra e c'è in secondo piano, subito dietro, uno che sta bevendo vino. E naturalmente questo episodio crea sconcerto in Pietro naturalmente, ma anche in qualcun altro degli assanti. Dall'altra parte nessuno si occupa di questa storia, mentre è evidente che sui due lati della tavola Giuda e il fautore del vino sono in pieno accordo. Sto andando indietro. Perché succede questo? Qui siamo evidentemente, anche perché in basso c'è il catino della lavanda dei piedi, che sta solo nel Vangelo di Giovanni, e dicevo perché succede questo? Perché può succedere questo? C'è una cosa che è importante notare qui. Non c'è nessuno dei personaggi a tavola che guardi verso Cristo. Nessuno. Si guardano più o meno in cagnesco o con accordo diversi personaggi, ma nessuno guarda Cristo, si occupano tutti del rito, si occupano tutti di una ritualità senza badare che Cristo sta lì. E quindi potete ben capire che Cristo è abbastanza perplesso nella circostanza. Anche perché nel Vangelo di Giovanni ci sono delle frasi, parole, interiezioni, curiosità che rimangono sospese nell'aria. Molti apostoli si interrogano, no? Pietro, quando Cristo dice adesso io partirò fra poco, Pietro dice ma posso venire anche io? Tommaso dice ma mi piacerebbe anche a me venire, ma non so dove vai e qual è la via per raggiungerlo. Filippo dice ci fai vedere il Padre? Ognuno degli apostoli ha una sua domanda. E Cristo stesso alla fine dice una frase abbastanza sibillina: ancora un poco e non mi vedrete più, un altro poco e mi vedrete di nuovo. Che vuol dire? Che significa?
Cristo si esprime per enigmi, gli apostoli non capiscono. Che gli apostoli non capiscano è un punto fondamentale che compare in differente maniera in diverse delle scene che adesso vedremo, e proprio perché evidentemente gli apostoli non si rendono conto di quello che l'episodio vuole davvero significare, e c'è un clima di tensione che si taglia, come si usa dire, col coltello, come magari col coltello di Pietro. Ma allora andiamo avanti. E dicevo quindi la scena di San Marcola. Beh, qui io ricordo una gag di Erasmo, qui posso pure dire che era abbastanza divertente, perché in questa immagine così abbastanza tradizionale, in cui non abbiamo problemi a riconoscere Giuda che si porta appresso la borsa di denari ben piena, e in cui Iseppo Morandello, Gastaldo della scuola del Sacramento di San Marcola, ha lasciato libero il suo sgabello, non so dire bene perché, magari per non stare vicino a Giuda, ma quello che succede qui di divertente e di istruttivo è tutto nelle due figure laterali, che erano evidentemente in partenza una fede e una carità. E dico che era evidentemente una fede perché io ricordo perfettamente che sopra al calice, che è un simbolo della fede, si vedeva a occhio nudo tranquillamente, andando davanti al quadro, una bella ostia tonda, grande, subito sopra il bordo del calice. Evidentemente però la presenza di quel calice già creava preoccupazione, e quindi il Gastaldo, chi per lui, pensò bene di tramutare, di togliere l'ostia, quindi di eliminare il riferimento eucaristico, e di tramutare la figura della fede in un'ancella che porta da bere e che porta, già che c'è, anche una bella caraffa piena d'acqua probabilmente. Ma la cosa divertente succede dall'altro lato, dove c'era la carità che portava, come sempre succede, il bambino, un bambino, no? In braccio. Allora, siccome la fede era diventata un'ancella, bisognava far diventare un'ancella anche quella lì, anche la carità. E allora alla carità gli hanno messo in mano, insieme a questo bambino, un piatto di carne arrosto. La gag di Erasmo che dice: ma sto povero bambino si scotterà evidentemente, no? Per portare questa cosa. Ecco. Quindi già evidentemente 1547 ricordo la scena di San Marcuola, quindi prima del decreto tridentino sull'Eucaristia con una unica specie, e c'erano delle preoccupazioni così tra le autorità delle singole scuole, o insomma in rapporto alle singole commissioni, e quindi si è dovuto evidentemente sciogliere questo problema tramutando quelle due figure di fede e carità in ancelle che servono a tavola.
Molto più interessante è la scena di San Trovaso. Qui il tema è l'annuncio del tradimento, no? Cristo annuncia: uno di voi mi tradirà, eccetera, eccetera. E dove sta Giuda? Qui c'è una bella scommessa, perché in tanti hanno provato a cercare Giuda all'interno di questo sconcerto che colpisce evidentemente gli apostoli all'annuncio. C'è questo apostolo che si china su una zuppiera o qualcosa del genere, corredata di tanto di gatto, che non ci sta mai bene in queste scene. Il gatto, che ci piace o meno, è un animale dal significato simbolico demoniaco. Ma insomma, questo personaggio sembra poco qualificato per poter rappresentare Giuda. Molti hanno pensato che Giuda sia questo qui, che se ne sta appartato rispetto agli altri e se ne sta su uno scranno da solo, con davanti una scodella e un cucchiaio. Ma non è stato mai scritto che Giuda si appartasse così. Giuda doveva semmai ricevere il pezzetto di pane intinto, no? Da Cristo, ma questo sta lì con una zuppa davanti e una cucchiarella di legno. Per la cronaca, questi non sono certi oggetti di Giuda che si appresta ad andare via, ma sono gli oggetti accumulati in un angolo dai pellegrini. Giuda probabilmente è questo qua, l'unico senza aureola, anche se questo non potrebbe non voler dire abbastanza, ma è l'unico che ha a che fare con il vino di nuovo. Un bicchiere pieno a metà di vino, e tra l'altro è come se nella fretta di versarsi da bere del vino avesse perso appoggio, quindi ha buttato in terra una sedia, sta cercando di posare di nuovo il fiasco e lo posa così, in maniera non particolarmente stabile, e naturalmente non ne vediamo la faccia, perché Giuda è comunque colui che si nasconde fino a questo momento. Però non c'è il Giuda con i 30 denari, non c'è il traditore riconoscibile immediatamente. È come se il pittore dicesse che ci sono, ed è quello che dicevo anche prima, no? Quando dicevo di quelle frasi smozzicate, incerte, pronunciate dagli apostoli. È come se Giuda avesse dei complici, come se non fosse lui l'unico traditore, l'unico colpevole. C'è un colpevole ufficiale, ma gli apostoli non hanno chiara la situazione. La scena per la scuola del Sacramento della Chiesa di San Polo
è, direi, il caso più clamoroso all'interno della serie delle scene tintorettiane. Perché un rifacimento, non dico di quando, ci ha fatto credere che Cristo dia un pezzo di pane, quindi istituendo l'Eucaristia, contemporaneamente a 2 apostoli. Beh, c'è una bella differenza, perché vedete che Pietro a sinistra è un entusiasta, accetta quello che gli viene dato con grande gioia, anche con un po' di incoscienza, perché se vedete bene si appoggia con le ginocchia su uno scranno, rischiando di stramazzare sulla tavola o addosso a Cristo. L'altro ha un atteggiamento invece affettato, un atteggiamento che è quello dell'ipocrita. E se guardate bene, anche a occhio nudo, tuttora, questa è una fotografia normale, insomma, no? Nulla di raffinato. Si vede molto bene che da quella parte, sotto a quel pezzo di pane tra l'altro posato, non tenuto dentro la mano, ma come posato sopra il pugno tenuto così. In realtà il pugno sta tenendo il calice, che si vede bene al di sotto e al di sopra del pugno chiuso di Cristo e quella specie di mollica di pane. Allora, era Giuda questo? Sembrerebbe che competa senza dubbio al traditore presentarsi all'Eucaristia con questo atteggiamento di ipocrisia, di finta fede e di facile contentatura per questo pezzo di pane. Ma prima c'era il calice. Allora, ad un certo punto, quel calice è stato eliminato e qui mi piacerebbe anche naturalmente che ci fosse prima o poi un serio tentativo di diagnostica per capire qual è la situazione. Perché qui è evidentemente successo che ad un certo punto si è cercato di togliere degli attributi che connotassero fuori di dubbio Giuda e si è messo un apostolo qualsiasi, per così dire, no? E Giuda è diventato quello che vedete di spalle a tavola, un Giuda che fa la carità, incredibile, un Giuda che dà un pane a un mendicante. E che questo sia diventato Giuda non c'è dubbio, perché se guardate bene ha infilato in questa fascia che gli fa la cintura la borsa dei denari.
piuttosto così non particolarmente evidente, abbastanza trasparente, no? Però di certo è stato messo a Giuda un manto giallo. Ecco, io vorrei capire che cosa è successo a questa figura di apostolo, ma lo vorrei capire dai restauratori, e che cosa è successo al primo Giuda, a quello che ad un certo punto evidentemente ha creato problemi. Ha creato problemi perché evidentemente si è cancellato fino ad un certo punto, come vedete, il calice, e si è messo un secondo pezzo di pane oltre a quello di Pietro, in modo da non creare problemi. Aggiungo anche che mi sembra anche molto curioso il personaggio che è un apostolo, perché se no non arriviamo a 12, che sta all'estrema destra e che dà un frutto a una bambinetta, si direbbe, un personaggio abbigliato un po' alla tedesca e col capo coperto, come del resto il secondo Giuda, il nuovo Giuda, e come se non ci fosse il dovuto rispetto per questo momento che comunque diventa l'istituzione dell'Eucaristia. Non mi soffermo, se non per un momento, sulla cena di San Giorgio, dove anche qui c'è un'istituzione dell'Eucaristia. Giuda in questo caso è chiarissimo, ed è questa specie di personaggio così, un tacchiato, basso, brutto, arcigno, che fa due con la mano. Giuda dice che vuole le due specie, che vuole anche il calice. E tempo. Bene, ho quasi finito. Allora, come mi è capitato di sottolineare molte volte, i pittori veneziani, i più grandi, quelli di cui parliamo abitualmente, non sono né cattolici integralisti, né tantomeno eretici. Sono degli spirituali che pretendono di discutere liberamente delle questioni che stanno in quel momento sul tappeto. La questione delle specie eucaristiche è una di queste questioni, ma ce ne sono evidentemente altre.
C'è un caso in cui Tintoretto sembra esagerare la sua posizione ed è nel caso del grande Celero col giudizio finale alla Madonna dell'Orto, di cui vedete un dettaglione centrale, perché il quadro, vi ricordo, è alto 14 metri e mezzo, quindi anche mostrarlo tutto diventa praticamente impossibile. E qui che cosa c'è? Ci sono dei corpi che nel momento del giudizio finale salgono verso una resurrezione. C'è San Michele munito di spada e bilancia che dovrebbe pesare le anime in modo da poter così far sapere alle sfere superiori chi va così salvato e chi no. Ma questo il nostro San Michele non lo farà, perché la sua bilancia non può pesare assolutamente nulla. Vi prego di guardare attentamente i due piatti della bilancia, i due piatti. Abbiamo solo due cerchi, uno sotto cui traspare una capigliatura bionda e un altro sotto cui traspare una schiena. Sono due cerchi vuoti. I piatti non possono pesare, non ci sono colpe da pesare. Tutti possono salire verso l'alto, verso la resurrezione. È l'affermazione più categorica, che io conosca almeno, di questo portentoso spirituale che è Tintoretto. Ultimo, l'annunciazione della sala grande della scuola di San Rocco. Anche qui mi interesserebbe, tra l'altro, una qualche vicenda di diagnostica per capire che cosa c'è o chi c'è nella zona di sinistra, nella zona dove, a parte insomma la Maria a destra, c'è la falegnameria. Ma secondo voi questo giovinetto può essere Giuseppe? Come molti dicono? Ma scherziamo? Questo è Cristo fanciullo che lavora nella falegnameria di Giuseppe. E mi chiedo se a sinistra, proprio accanto a questo fasciame multiplo, non ci sia un volto che è stato poi cancellato. Cioè, se c'era magari Giuseppe in un primo momento. Io questo non l'ho... mi è sembrato di vederlo tante volte, ma aspetto che qualcuno me lo dica dopo una seria indagine di diagnostica. Intanto io vi dico, però, che sì, quello della sala terrena della scuola di San Rocco è un ciclo mariano, lo sappiamo tutti. E Cristo non c'entra niente? E perché c'è lì, vedete, in un punto oltretutto
illuminato appositamente una lancia e una corda. La lancia che porterà Cristo al Calvario, la corda che porterà Cristo al Calvario, la lancia che gli perforerà il costato. E Cristo fanciullo, nella bottega di Giuseppe, si prepara la croce. Credo che possa bastare, grazie. Pregherei Caterina e Gabriele di raggiungerci qui sul... Introduco i prossimi due relatori, che ringrazio moltissimo di essere qui con noi. Caterina Barnaba è vicepresidente del Consiglio di amministrazione dal 2017, oltre a ricoprire i ruoli di responsabile commerciale e direttore tecnico della cooperativa CBC Conservazione Beni Culturali. Ha una lunghissima esperienza nella gestione di cantieri complessi e nel coordinamento di interventi in collaborazione con altre imprese. Ha condotto importanti restauri, tra cui le superfici della Torre di Pisa, la Domus della Venere in Conchiglia a Pompei, gli apparati decorativi della chiesa dei Cappuccini a Roma, gli scavi archeologici di Ercolano e moltissimi altri cantieri. Qui ci piace ricordare naturalmente soprattutto i recenti interventi sul ciclo di Sant'Orsola di Vittore Carpaccio alle Gallerie dell'Accademia di Venezia e naturalmente il restauro della Crocifissione di Jacopo Tintoretto alla Scuola Grande di San Rocco. Gabriele Mattino invece è senior researcher presso l'organizzazione no profit americana Save Venice e curatore indipendente. Ha conseguito il dottorato di ricerca in storia dell'arte presso la University of Nottingham, dove ha anche insegnato, oltre a tenere corsi alla University of York. Tra le borse di studio ricevute da Gabriele figurano anche la Gladys Crable Delmas Foundation Grant, la Save Venice Researcher Fellowship e il Paper Project Grant della Getty Foundation. Nel 2018 ha curato la mostra Arte, Fede e Medicina nella Venezia di Tintoretto presso la Scuola Grande di San Marco. Nel 2021 ha co-curato Venezia 1600, Nascita e Rinascita a Palazzo Ducale. Tra il 2022 e il 2025 ha collaborato nell'organizzazione della mostra Capolavori su carta alla Fondazione Miniscalchi Rizzo di Verona. Mattino ha inoltre pubblicato moltissimi saggi, riviste specialistiche e contributi in volumi collettanei. Ricordiamo poi tra le sue pubblicazioni il volume molto prezioso Carpaccio a Venezia Itinerari del 2024 e ancora la curatela degli atti Vittore Carpaccio, contesto, iconografia e fortuna. Io li ringrazio moltissimo di essere qui con noi e lascio loro la parola senza indugiare ancora. Buonasera a tutti. Desidero ringraziare il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, il Dipartimento di Studi Umanistici e il Centro Studi Rinascimento Veneziano dell'Università Ca' Foscari per l'invito e l'opportunità di condividere con voi il lavoro svolto. Questa sera vi racconteremo del recente restauro sulla Crocifissione di Tintoretto, finanziato da Save Venice e condotto dai restauratori della cooperativa Conservazione Beni Culturali. In fase progettuale, constatata la buona adesione della pellicola pittorica al supporto, si è deciso, in accordo con la sovrintendenza, di non procedere allo smontaggio del dipinto. È stata quindi realizzata una struttura temporanea all'interno della sala dell'albergo della Scuola Grande di San Rocco che ha permesso anche al pubblico di seguire da vicino le fasi del cantiere.
Come da buona prassi, ogni restauro inizia con una ricerca d'archivio per ricostruire la storia conservativa dell'intervento. Parallelamente si avviano le indagini tecniche e scientifiche per lo studio dei materiali, passaggio fondamentale per impostare correttamente l'intervento. Nel caso della crocifissione sono stati documentati diversi interventi e smontaggi che hanno inciso sullo stato di conservazione dell'opera. Nel caso della crocifissione sono stati documentati diversi interventi e smontaggi che hanno inciso sullo stato di conservazione dell'opera. Il primo restauro risale al 1673, eseguito dal pittore restauratore Angelo Vidali con pulitura e intervento strutturale mediante foderatura. Nel 1741 le tele della sala capitolare e dell'albergo vengono temporaneamente rimosse per la sostituzione del rivestimento ligneo che le isola dalla muratura. Durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1915, l'opera viene ricoverata a Firenze, rientra a Venezia nel 1919, ma rimane arrotolata per 3 anni, fino al nuovo restauro del 1921 che prevede una seconda foderatura, una pulitura e una verniciatura. Un dettaglio in basso a destra del telero con la memoria del restauro del 1673. Nel 1940, con l'entrata in guerra, la ditta Cerbi, già coinvolta nel restauro del 21, si occupa dello smontaggio e del trasferimento delle opere presso le Reali Gallerie, dove restano fino alla liberazione. Nel 1972 Antonio Lazzarin realizza un nuovo restauro, risolvendo problemi di cadute di colore. La tela viene foderata per la 3ª volta, con doppia tela incollata sul retro del supporto con colla di pasta, e viene effettuata una completa pulitura, stuccatura ed integrazione pittorica. In questa immagine vediamo il dipinto durante lo smontaggio del 1972 in cui si intravede il tavolato ligneo che isola la tela dalla muratura. Dal 1565 al 1972 la crocifissione è stata smontata almeno 5 volte con 3 interventi di restauro, sia eseguiti sia sulla pellicola pittorica che nello strutturale. Entriamo nel vivo del nostro intervento. A marzo del 2023 è stata avviata la diagnostica multispettrale da Salvatore Schiavone e Francesca Alberghina. Le riprese sono state eseguite sull'intera superficie che sviluppa circa 65 metri quadri. La fluorescenza UV documenta le sostanze sovrammesse alla pellicola pittorica. Nella ripresa sul corpo del Cristo, la vernice, caratterizzata da una colorazione di fluorescenza verde-azzurrognola, appare in alcune aree visibilmente più spessa. Nella ripresa successiva potete notare come i ritocchi e le riprese sono distinguibili come aree più scure. La riflettografia all'infrarosso IR ha documentato sia lo stato conservativo che rilevato elementi di grande interesse per lo studio della tecnica esecutiva. Nella ripresa IR che vi mostriamo sono visibili le lacune e le riprese presenti sulle gambe del Cristo. Tra le ulteriori indagini diagnostiche effettuate vi è l'infrarosso in falso colore che consente una prima identificazione qualitativa delle stesure pittoriche.
In questa ripresa, a confronto con il visibile nella parte superiore, lo smaltino utilizzato nel cielo si presenta con una colorazione sui toni del rosa. Passiamo ora all'analisi dei materiali, iniziando con una lettura stratigrafica dell'opera a partire dal supporto. Il dipinto è realizzato su una tela di lino a armatura saia ed è composto da 8 teli uniti tra loro con cuciture a sopragitto. Le tele sono sistemate in 5 fasce parallele. Quella inferiore e le ultime 2 in alto sono formate ognuno da 2 teli. Il dipinto copre l'intera parete ovest della sala. Le prime 4 fasce hanno pressappoco la stessa altezza massima del tessuto, siamo intorno a 120 cm, mentre la fascia superiore, alta 55 cm, è costituita da 2 teli di uguali misure con cucitura centrale che cade proprio sulla testa del Cristo. Questa potrebbe trattarsi della stessa pezza divisa in 2 per altezza e accostata, chiaramente scelta di ovvio risparmio. Il tessuto del primo telo in basso a sinistra riporta il cartiglio con la data, il committente e la firma di Tintoretto, largo 90 cm, è caratterizzato anch'esso da un'armatura a saia, ma con densità di fili maggiori rispetto agli altri 7 teli che compongono il supporto. Passiamo agli strati preparatori e qui vi mostriamo una sezione stratigrafica di un campione. Gli strati preparatori risultano estremamente sottili, tanto che la trama della tela è visibile su tutta la superficie del dipinto. Nel preparare il supporto, Tintoretto utilizzò una miscela di gesso e colla animale. Sopra la preparazione gessosa venne stesa una sorta di imprimitura funzionale alla riduzione dell'assorbimento del legante olioso degli strati pittorici. L'imprimitura è costituita da un film sottile di circa 10 micron, è composta da terre naturali colorate, bianca, nero, carbone, mescolati con una quantità elevata di legante olioso. La composizione dei pigmenti usati per l'imprimitura sembra variare in funzione delle diverse campiture, o piuttosto della cromia dominante di singole aree del dipinto. La finitura non uniforme dell'imprimitura suggerisce che la realizzazione pittorica del telero sia stata condotta per settori. Tali osservazioni sono possibili data la presenza di micro lacune presenti su tutta la superficie del dipinto, che rilevano chiaramente gli strati sottostanti. Sulla preparazione del supporto, attraverso la riflettografia IR, si sono documentate le tracce grafiche. In questa ripresa si osserva sia il disegno a pennello con un medium fluido della figura in alto a destra, interamente realizzata nella muscolatura e poi coperta dalle vesti, che la costruzione della scala eseguita a carboncino con regoli. Le vesti poi saranno ridisegnate a BH sull'imprimitura colorata. In diverse zone sono emerse delle tracce di segni di riferimento a X, al cui al centro si incrociano ampie linee verticali e orizzontali. Non è altro che la costruzione di partenza della composizione attraverso le griglie, di cui poi vi parlerà ampiamente Gabriele.
Dal disegno passiamo alla tavolozza. L'analisi dei materiali pittorici è stata condotta tramite fluorescenza X, XRF. Sono state eseguite un centinaio di riprese e attraverso il riesame di alcune sezioni stratigrafiche prelevate durante il restauro del 1972 e conservate nel laboratorio scientifico della Misericordia. La tavolozza è molto ricca e articolata. Nei blu abbiamo l'impiego di oltremare naturale, smaltino, azzurrite, indaco. Nei rossi un uso massiccio di lacche usate sia in purezza che mescolate nei blu per ottenere le tonalità violacee, mentre il vermiglione, il cinabro, è stato usato in zone limitate come il sangue del Cristo. Per quanto riguarda i gialli, nelle tonalità più aranciate abbiamo l'utilizzo di orpimento e realgar, per le tonalità più tenue il giallolino vetroso, quindi con lo smaltino un altro pigmento a base di vetro, e giallo di Napoli. Nei verdi l'uso di terre verdi, malachite e resinato di rame, sebbene quest'ultimo si presenti sempre alterato. Nel cielo l'indaco è stato usato come stesura di base, mentre lo strato superficiale smaltino, come sapete bene, appare alterato sia nel tono che nella composizione, e questo a causa della lisciviazione del potassio indotta dagli acidi grassi degli oli. Confrontando il visibile e le riprese IR emergono delle correzioni. Le variazioni riscontrate indicano interventi mirati a ridefinire alcuni particolari della scena. Come vi mostriamo in questa immagine, è ridimensionato il piede destro del personaggio con la vanga, o come il ridimensionamento del braccio dell'anziano posto all'interno della scena della crocifissione del cattivo ladrone a destra del Cristo. Si tratta di trasformazioni operate nella fase di passaggio dal disegno alla pittura, da distinguere dalle correzioni effettuate nel corso della pittura, legate quest'ultime principalmente a esigenze compositive e spaziali, come il volto del cavaliere accanto alla bandiera a destra del dipinto in alto, inizialmente concepito frontale, viene infine realizzato in una seconda versione di pittura di profilo, e questo conferendo maggiore dinamismo e coerenza narrativa della scena. Le prime correzioni, il passaggio dal disegno alla pittura, riflettono aggiustamenti puntuali e immediati, legati in gran parte alla gestualità della pittura. Le seconde, invece, quelle in fase di pittura, hanno un respiro più ampio e rispondono alla volontà di armonizzare l'insieme, migliorandone la coerenza visiva e prospettica. E anche questo vedrete un altro esempio eclatante con Gabriele. All'inizio dell'intervento conservativo, il dipinto si presentava offuscato da una vernice ossidata e fortemente ingiallita, che alterava la cromia dell'opera, rendendo opache le campiture scure e compromettendo la resa tridimensionale della composizione. Come potete vedere, vernice ossidata in questi particolari, fortemente ingiallita, vernice applicata nel restauro del 72.
Tutte le stuccature, le abrasioni e gran parte delle svelature sono risultate ritoccate con colori a vernice, utilizzati sia a corpo che a velatura, e si presentavano ingialliti e alterati. Altro degrado documentato è stato l'abrasione della pellicola pittorica. Infatti, molte velature finali e alcune campiture di colore dallo spessore più esiguo e meno compatto sono risultate abrase in modo disomogeneo. I danni più rilevanti si osservano sui panneggi aranciati, e questo è un esempio in cui intravediamo il disegno preparatorio della muscolatura e pochi frammenti di orpimento. Terminate le indagini multispettrali, che hanno fornito una raccolta di dati utili alla comprensione della materia costitutiva dell'opera, si è potuti passare alla fase operativa dell'intervento conservativo. Sono stati eseguiti dei test preliminari di solubilità per effettuare la rimozione della vernice alterata e dei ritocchi, e qui nella parte centrale della scala vedete un tassello. La rimozione è avvenuta utilizzando una miscela solvente a bassa polarità. Segue il tassello di pulitura sul corpo del Cristo. Come potete vedere alla sinistra sono emerse una serie di stuccature. L'incarnato del Cristo è costituito da bianca e giallolino, e si è riscontrata anche la presenza di polvere di silice, probabilmente questa utilizzata sia per conferire maggiore luminosità alla campitura, sia per facilitare la macinazione dei pigmenti più duri. Nel gruppo centrale la veste violacea di una delle dolenti presenta, come potete ben vedere dalla foto, una serie di microlacune risarcite con stucco. In alto a destra tassello invisibile e in basso con fluorescenza UV. Queste perdite sono probabilmente attribuibili a infiltrazioni di acqua piovana, come suggeriscono le evidenti gore e abrasioni superficiali documentate in questa ripresa del tassello sul manto della Vergine, e giustificano anche i 3 interventi strutturali che ci sono stati. Conclusa la fase di pulitura, e qui vedete un confronto tra il prima e il dopo, si è registrato il ripristino della corretta planarità del dipinto, che a inizio lavori appariva compromessa da una borsa nella parte centrale in basso e da una piega nell'angolo alto a destra, deformazioni dovute sia allo spessore che all'irrigidimento delle vecchie vernici applicate nell'ultimo restauro. La rimozione di vernice e ritocchi alterati ha restituito al dipinto la corretta lettura dei piani prospettici della composizione. Infine, l'integrazione pittorica è stata eseguita con una tavolozza a vernice. Il criterio utilizzato: a tono sulle stuccature, invece parliamo di abbassamento sulle abrasioni e micro lacune. Per abbassamento si intende il tono degli strati preparatori, e questo perché? Per non interferire con le stesure originali. Qui vedete il prima a confronto con il dopo. Al termine dell'intervento è stata applicata una vernice a nebulizzazione finalizzata alla protezione dell'opera e al ripristino del corretto indice di rifrazione della superficie. Termino l'intervento con dei dettagli.
Il restauro ha restituito all'opera la leggibilità cromatica e prospettica, rispettando la materia costitutiva e valorizzando il processo tecnico esecutivo del Tintoretto. Almeno lo spero. Qui vedete un dettaglio della croce all'interno della scena del cattivo ladrone, in cui si intravedono i segni del disegno preparatorio. Un sentito ringraziamento a tutto il team di lavoro, alle mie colleghe presenti in sala, a Lucia Tito, che è stata un po' la mia maestra, e a Ramona Scamporrino. Ringraziamo Sevenis per il sostegno, i funzionari della sovrintendenza che ci hanno seguito e i dirigenti della Scuola Grande di San Rocco. Passo la parola a Gabriele. Eccomi. Ritorniamo all'intero con l'opera dopo il restauro. Io tengo naturalmente, prima di iniziare, ringrazio Valentina per aver voluto organizzare questa occasione e ringrazio naturalmente Caterina, perché è alla base di tutte le ricerche che vi presenterò oggi. Ringrazio tutta la CBC per il grande lavoro che sta portando avanti e naturalmente ringrazio Arnold Bernstein, vi dice poco, ma in realtà è il donatore che ha reso possibile questo intervento di 2 anni di restauro per niente semplice. Dunque, a partire dal totale con l'immagine restaurata, quello che vorrei fare oggi è portarvi oltre la pellicola pittorica e studiare assieme a voi quelle che sono le immagini ottenute con la riflettografia all'infrarosso per cercare di decifrare tutti quei segni lasciati da Tintoretto sulla tela nella fase di preparazione dell'opera. Quindi quello che cercheremo di fare è un po' descrivere l'iter creativo, quello che c'è prima dell'arrivo alla pittura vera e propria. Immaginatevi Tintoretto davanti alla tela, praticamente in tonsa, solo l'imprimitura. I primissimi segni tracciati da Tintoretto sono le X, che spero possiate vedere sulla tela. È un'immagine parziale dei segni che inizialmente c'erano, questo è un po' legato alle tecnologie, quello che riusciamo attualmente a vedere. Sono delle X che ha fatto vedere Caterina in apertura e queste servono a Tintoretto per, in maniera davvero molto prosaica, a tracciare delle linee verticali. In altri termini, Tintoretto si trova con dei regoli non sufficientemente lunghi a coprire l'intera altezza della tela. Per fare questo, per mantenere dunque le linee rette, utilizza delle X che, come vedete, sono suddivise su 2 fasce parallele lungo la linea, lungo il lato lungo della tela. A queste si aggiungono delle linee orizzontali. È un piccolo omaggio ai diagrammi grafici che faceva Erasmo, noi non arriveremo a quei livelli, però insomma ci giochiamo un pochino con questa cosa. Ora, quello che vedete a tela, ad immagine, scusate, è il primo esempio realmente documentabile dell'esistenza di una griglia compositiva che copre l'intera superficie della tela e che dunque indica a priori, o meglio a monte, l'esistenza di un bozzetto compositivo realizzato su carta, lì quadrettato e poi trasferito dalla carta sulla tela su scala diversa. Sembra un'ovvietà, in realtà non lo è. Si era ipotizzata l'esistenza di griglie compositive di questo tipo, per esempio nel caso dei miracoli di San Marco, di cui ha parlato Augusto e anche Valentina in precedenza. Lo si era ipotizzato anche nel caso della crocifissione per San Severo, oggi alle Gallerie dell'Accademia. Questo però è il primo caso effettivamente documentato dove si può certificare questa esistenza. A supporto, tra l'altro, di quello che vedete, vi vogliamo far vedere in maniera del tutto inedita un elemento elaborato davvero negli ultimi giorni, è relativo a un ulteriore restauro che Sevenis sta portando avanti presso San Giorgio Maggiore. Si tratta delle 2 grandi tele di Tintoretto per il presbiterio, attualmente in fase di restauro in sacrestia, sempre ad opera della CBC e con la guida naturalmente di Caterina.
Vi faccio vedere le due opere attualmente in fase di restauro. Il luogo è naturalmente notevole. Il punto che voglio sottolineare è l'esistenza, davvero individuata negli ultimi giorni, di una griglia compositiva presente anche nel caso dell'ultima cena, che a questo punto viene non solo a supportare quanto rappresentato con la crocifissione, ma in qualche modo a dare anche un'idea di una prassi di bottega, vorrei aggiungere, visto che siamo in date molto avanzate, dove ancora forse di più è necessario che il maestro riesca quantomeno a controllare sulla carta quello che verrà poi fatto sulla tela, ma insomma dà un'indicazione proprio di un utilizzo all'interno della bottega. Lo rivedremo tra l'altro con altri dati specifici che riemergono con la riflettografia. Questo per darvi un'idea di quello che sta succedendo a San Giorgio. Ci sarà modo più avanti, in altre occasioni, invece di discuterlo in maniera più approfondita anche con ulteriori attori. Dunque, ritorniamo alla crocifissione. Abbiamo parlato di un bozzetto compositivo, oggi perso, quindi non possiamo spingere molto oltre la nostra interpretazione, se non che a questo considerate dunque la griglia compositiva sulla tela, a questo punto quantomeno un'ossatura della composizione era stata tracciata da Tintoretto sulla tela. La riflettografia all'infrarosso però ci permette di individuare ulteriori griglie utilizzate da Tintoretto per il trasferimento, in questo caso, di figure o singoli gruppi di figure. Ve ne faccio vedere alcuni. Il primo, spero lo possiate vedere, è una griglia minima, si trova in primissimo piano ed è relativo al gruppo dei dolenti. In realtà dovete immaginarvela estesa all'intero gruppo dei dolenti. Considerate che quello è una delle parti più complicate dell'intera composizione, di certo fu studiata a tavolino sulla carta. Ebbene, in questo caso, se la griglia compositiva aveva una maglia di 68 cm, quella del gruppo dei dolenti si rimpicciolisce e si aggira tra i 55 e i 60 cm, quindi leggermente più piccola rispetto alla maglia della griglia compositiva. Man mano che ci muoviamo verso lo sfondo troviamo un'ulteriore griglia, in questo caso relativa ai 3 soldati che si giocano le vesti del Cristo con i dadi, in questo caso siamo attorno ai 17 cm. Per muoverci ancora, questa è la figura che sta alla sinistra della croce, regge la bacinella con l'aceto. Notate tra l'altro il dato interessante, quell'ombra portata sulla schiena di questo personaggio, quindi è una luce che arriva da destra, la figura si trova sia al fianco della croce ma anche leggermente più arretrato, e mi piace sottolineare come in questo caso Tintoretto gioca un po' con il ripercuotersi della luce reale sull'immagine, perché se guardate all'estremo destra dell'immagine c'è appunto la cornice lapidea della finestra, quindi quella è la luce che realmente entra nella sala dell'albergo e si ripercuote nelle dinamiche interne all'immagine. Quindi Tintoretto valuta molto bene lo spazio quando crea la sua opera. Un'ultima griglia di cui vi voglio parlare per ora, poi vi farò 2 esempi più specifici, è relativa a, in questo caso, una maglia di 10 cm, quella precedente, scusate, era di 12-14, che si riferisce in questo caso alla figura del cattivo ladrone che si sta distendendo sulla croce e di questo personaggio sulla sinistra che a tutti gli effetti trapana il braccio corto della croce. Ora, un primo dato emerge dal mio punto di vista alquanto importante, che l'utilizzo delle griglie non è prettamente meccanico, non si limita esclusivamente a trasferire dalla carta sulla tela cambiando di scala l'immagine. Ha una funzione che è integrale alla struttura della composizione. Mi spiego. Se guardate l'immagine non abbiamo una vera e propria gabbia prospettica, non ci sono edifici ai 2 lati, non abbiamo una pavimentazione lastricata che ci permette di misurare la profondità dell'immagine. Per dare consistenza prospettica, in realtà credibilità all'immagine, Tintoretto utilizza griglie di dimensioni più piccole per inserire le figure all'interno della composizione su scale più piccole, in modo da collocarle all'interno della composizione man mano che degrada verso lo sfondo e a questo punto dare consistenza prospettica a un'immagine che altrimenti sarebbe stata ben più difficile da leggere. Quindi un utilizzo ovviamente di trasferimento delle griglie, ma anche griglia fondamentale per la strutturazione della composizione e la credibilità della composizione stessa. A questo punto vorrei farvi l'esempio di 2 ulteriori griglie alquanto interessanti. La prima è relativa alla figura del Cristo,
a quanto pare non c'è, in realtà c'è, perché il Cristo viene trasferito utilizzando la griglia con la medesima maglia della griglia compositiva, quindi 68 centimetri. Il dato è molto interessante perché quindi il Cristo viene in qualche modo ad essere manipolato per quanto riguarda la sua dimensione, o meglio sovradimensionato rispetto al gruppo dei dolenti che si trovano ai piedi della croce, a tutti gli effetti davanti alla croce, che però hanno una maglia più piccola. Ora, questo è dato con ogni probabilità per compensare una sorta di sovradimensionamento visivo che si ha nel momento in cui si entra nella sala dell'albergo, ci si trova con questa tela immensa davanti all'osservatore e la prima cosa che compare è proprio il gruppo dei dolenti. Per compensare questo sovradimensionamento, è solamente un effetto ottico, si aumenta la dimensione del Cristo in modo che possa in qualche modo compensare questo gioco visivo. E in qualche modo, pensandoci, mi ha ricordato un passaggio di un testo fondamentale su Tintoretto dal mio punto di vista, Tom Nichols, dove parla diffusamente di quest'opera e dove sottolinea come il Cristo in qualche modo in questa figura iconica quasi venga in superficie, astraendosi da tutte quelle dinamiche e narrazioni che avvengono e in qualche modo si ripercuotono sulla base, dove abbiamo il cattivo ladrone e il buon ladrone, quasi che si avvicinasse, proprio per questa, quasi si astraesse dall'immagine, avvicinandosi di più a un crocifisso bizantino piuttosto che a un crocifisso rinascimentale. Ed è un dato che mi interessa riprendendo un paio di elementi indicati da Caterina. In questo caso, Tintoretto, e solamente in questo caso, per rendere l'incarnato del Cristo così luminoso, utilizza della polvere di silicio, l'ha indicato in precedenza, proprio per dare luminosità. Si avvicina quasi all'oro di quel crocifisso che avevamo evocato bizantino. E dovete immaginarvelo con un effetto di contrasto ben più forte di quello che vedete adesso, perché quel fondo oggi brunastro in realtà era azzurro con un blu profondo dato dallo smaltino che sfortunatamente si è andato a perdere nel corso del tempo. Quindi proprio questo effetto molto forte che tendeva in qualche modo a portare in superficie il Cristo e allo stesso tempo a valorizzarne la figura all'interno dell'economia, della composizione. L'ultima griglia di cui vi voglio parlare, spero la possiate vedere, è a sinistra del Cristo, o meglio a sinistra della composizione, è una griglia obliqua ed è un elemento alquanto interessante, soprattutto perché in questo caso si riferisce alla figura del buon ladrone posto sulla croce, si sta sollevando, e alle due figure che lo sollevano. Nello specifico è interessante, arriveremo a discutere della questione della griglia obliqua, però è interessante notare come da uno sguardo d'insieme possiamo adesso muoverci nel dettaglio e descrivere tutto l'iter creativo di Tintoretto a partire dalla carta. Questo è uno dei pochissimi disegni preparatori che sono sopravvissuti per un'opera che ne dovette richiedere, direi, centinaia, di sicuro decine e decine. Si trova al gabinetto dei disegni di stampe degli Uffizi e corrisponde a tutti gli effetti a un momento all'interno di uno studio dal vero realizzato da Tintoretto all'interno della sua bottega. Trovate dunque il modello nudo. Osservate nell'insieme la posa, abbiamo la gamba sinistra avanzata, quindi deve dare l'idea del movimento, il busto è inclinato in avanti, ma allo stesso tempo, ed è forse l'elemento più cruciale qui, c'è uno studio sulla rotazione del busto che non solo si china in avanti, ma deve girarsi verso sinistra e sollevare le braccia. E vi sottolineo in questo caso come in realtà quel passaggio delle braccia non è completamente risolto. Ciò detto, identificata la posa che Tintoretto riteneva più adeguata, con la quadrettatura la viene a trasferire sulla tela. Qui vediamo l'immagine in riflettografia all'infrarosso e mi piace sottolineare, Caterina ne ha già parlato, ma è bene sottolinearlo, come lo studio anatomico, quindi la figura nuda del modello, viene trasferita sulla tela, il pennello si sostituisce al carboncino, ma l'anatomia viene riportata per prima, quindi la figura che è riportata sulla tela è ancora nuda. Guardate le cosce, guardate le ginocchia, guardate soprattutto, tra l'altro c'è un ripensamento, vedete come la figura è stata poi spostata verso l'alto, notate la muscolatura intercostale che si ritrova chiaramente anche sulla tela, seguendo tra l'altro mimando quelli che sono quei segni molto veloci fatti con il carboncino. A questo punto
il pittore viene a vestire con la pittura il corpo nudo. E in questo caso osservate le gambe della figura disegnata sulla carta all'estrema sinistra, sul foglio degli Uffizi. Notate quei segni a biacca che in qualche modo possono essere interpretati come uno studio di lumeggiature molto veloci del rinfrangersi della luce sulla veste, che dovrà muoversi seguendo l'avanzare della figura e dunque viene a riflettersi, ed è probabilmente segno di un minimo ritorno di Tintoretto sulla carta per studiare quel passaggio, il panneggio, e poi ritornare sulla tela. E vi faccio anche notare la presenza di quelle macchie d'olio che rendono questo foglio un vero e proprio strumento di bottega utilizzato quasi in contemporanea con la realizzazione dell'opera. È un dato materiale dal mio punto di vista molto interessante. Ora veniamo a queste griglie che, confesso, mi danno filo da torcere. Non ho una interpretazione definitiva, in realtà sono aperto a stroncature o a suggerimenti di qualsiasi tipo. Quello che sappiamo è che quadrettature oblique di questo tipo sono presenti in altre opere di Tintoretto. Vi faccio l'esempio del San Giorgio e Drago, oggi alla National Gallery di Londra. A destra l'immagine in alto è la riflettografia all'infrarosso, sotto abbiamo il disegno oggi al Louvre. In entrambi i casi vedete come questa quadrettatura obliqua, l'ipotesi che si porta avanti attualmente è che sia stata utilizzata per ruotare la figura e cercare di adeguarla nella maniera più precisa con il declinare della collina. Questa è l'ipotesi, quindi ruotare la figura sulla tela per riuscire a collocarla in maniera adeguata nella composizione. Non è un'ipotesi che mi convince pienamente, ma di nuovo chiedo aiuto al pubblico. Ora, è possibile che nel caso della crocifissione quella griglia obliqua sia stata utilizzata da Tintoretto per studiare la rotazione del busto e di quelle braccia, che a tutti gli effetti sulla carta non sono completamente risolte. E quindi ipotesi che propongo in questo caso, che appunto fosse funzionale a cercare di individuare l'angolazione più adeguata per dare senso a questa rotazione del busto e delle braccia, e con la griglia a fianco metterla in relazione forse con la figura del buon ladrone disteso sulla croce, oppure il buon ladrone in relazione al personaggio all'estrema destra della slide, che a sua volta sta spingendo verso l'alto e cerca di essere parallelo alla figura del buon ladrone. Come vi dicevo, sono aperto a suggerimenti di vario tipo in questo caso. Mi avvicino alla conclusione, prometto. Ritorniamo allo sguardo d'insieme. A questo punto abbiamo capito come non ce ne voglia Vasari, ma in questo caso il disegno ha avuto un ruolo fondamentale. L'opera è stata studiata nel dettaglio a partire dalla composizione. Molte delle figure sono state studiate su carta nude, riportate nude sulla tela, poi vestite sulla tela. C'è un controllo dell'immagine molto preciso. Ciò non di meno c'è la presenza di l'abbiamo chiamato ripensamento, direi un vero e proprio errore, che viene corretto, e questo ne parleremo in chiusura, in una fase abbastanza avanzata della sua realizzazione. Voglio attirare l'attenzione sulla figura in basso a sinistra. Guardate la posizione, è una posizione obliqua e aperta, ed è fondamentale che rimanga tale perché permette all'osservatore di essere guidato nel centro dell'immagine. Guardate la mano destra praticamente attaccata alla cornice, molto vicino alla cornice. Immaginatevi davanti alla tela, con gli occhi seguite la mano, l'avambraccio, le braccia, il braccio sinistro, la corda già ci porta al buon ladrone che guarda verso sinistra, verso il centro della composizione. In un battibaleno siamo già a contemplare il Cristo. Questa è una funzione fondamentale svolta da questa figura all'interno dell'opera. Sottolineo, è necessario che la figura rimanga dunque obliqua e aperta verso l'osservatore. Ora, a sinistra vedete la figura a luce visibile. Quello che si vede oggi è la presenza di una corda che arriva alla mano sinistra, da lì segue passando dietro la schiena per andare poi nella mano destra e attorcigliarsi al polso. A destra vedete invece l'immagine in riflettografia. Di nuovo la corda arrivava sulla mano sinistra, però lì si fermava in un primo momento, andando ad attorcigliarsi sulla mano sinistra.
e una seconda corda che partiva dall'estremo opposto del braccio della croce, tagliava in maniera obliqua l'intera composizione, passava sopra la coscia del nostro personaggio, spero lo possiate vedere, vediamo se per caso la freccia compare, non compare, ma insomma spero possiate vederlo sulla coscia del personaggio, la corda, che a sua volta arriva sulla mano destra e lì si attorciglia al polso. Questo è quello che Tintoretto concepisce in origine, 2 corde, che in realtà, se visto nel dettaglio, possono avere anche un loro senso. Però se noi allarghiamo lo sguardo, la linea rossa è la seconda corda, vi renderete conto di come in realtà questa posizione non ha senso. Perché se la mano sinistra ha tutto lo spazio per tirare, indietreggiare e avere in qualche modo un impatto sul sollevamento della croce, la mano destra è già troppo arretrata e non ha più spazio di far granché, soprattutto se pensate che la croce è ben lungi dall'essere sollevata e soprattutto se si pensa che questi due gesti devono essere fatti in contemporanea. Ora, a questo punto Tintoretto si rende conto dell'errore e elimina la corda. Quindi ne mantiene una sola, che arriva alla mano sinistra, come vi dicevo, corre dietro alla schiena e si collega alla mano destra. In questo momento, o meglio, in questo caso, man mano che la croce sale, la mano sinistra arretra e la mano destra in realtà avanza in modo da poter tirare e contribuire al sollevamento della croce. Quindi con l'eliminazione di quella corda si dà senso a questa posizione che rimane aperta in modo da poter avere quella funzione fondamentale per attirare l'attenzione dell'osservatore e guidarlo all'interno. A questo punto ci si chiede quando effettivamente sia potuto avvenire questo cambiamento. Con ogni probabilità in una fase molto avanzata dell'opera. Si può ipotizzare sinceramente che l'opera fosse già a parete in questo momento. Abbiamo l'esempio, ve ne farò solamente uno, di un'altra opera ritoccata e in realtà cambiata già in situ, e vi riporto per esempio alla presentazione della Vergine al Tempio di Tiziano, sempre in una sala dell'albergo, in questo caso alla Carità, dove chiaramente ci sono dei cambiamenti nelle strutture, nella prospettiva in realtà degli edifici in funzione delle travi del soffitto, quindi vengono fatte una volta che la tela è collocata a parete. Chiediamoci di nuovo dove una tela di dimensioni così grandi come la crocifissione possa essere stata dipinta. Tintoretto aveva uno spazio così grande per realizzarla? O è possibile, questa è un'ipotesi che avanza Agnese Chiari, che possa essere stata realizzata direttamente nella sala capitolare, che al tempo era praticamente spoglia al netto dell'Annunciazione di Tiziano posta sulla porta d'ingresso dell'albergo. Quindi una serie di domande che ritengo di lasciare aperte e di ringraziarvi per la vostra attenzione. Grazie ancora a Caterina e Gabriele per questo splendido intervento che suscita in me non poche curiosità e domande, ma procediamo con le presentazioni. Chiederei a Michele di venire qui. Ecco, ho tenuto a che la giornata si chiudesse con insomma anche così un ricordo personale. Michele De Martin non è, diciamo, un professionista della storia dell'arte, se così si può dire, ma un appassionato. Ha un percorso lavorativo completamente diverso, perché appunto si è in realtà dedicato al settore bancario e nel contempo però collabora da diversi anni con diciamo, pratiche della divulgazione di ambito appunto storico-artistico, canali YouTube, riviste per appassionati, eccetera, eccetera. Quindi, e Michele era un grande amico di Erasmo, quindi io lo ringrazio per la sua presenza e vorrei lasciargli la parola per raccontarci un po' il suo Erasmo. Prego. Bene, innanzitutto un saluto a tutti quanti, grazie per essere qua. Vorrei ringraziare l'Università, il Centro Rive per questo bellissimo momento e in particolar modo Valentina che mi ha dato l'opportunità di poter ricordare Erasmo nel corso di questa bella giornata. Allora, a Erasmo io ero molto legato e qui lo vorrei
lo vorrei ricordare raccontando alcuni aneddoti relativi alla nostra amicizia, i nostri discorsi seri, ma anche quelli più leggeri. Del Tintoretto noi parlavamo molto spesso e in effetti è grazie a lui, grazie al Tintoretto, che ci siamo conosciuti. Erasmo, con la sua semplicità di linguaggio, il suo entusiasmo, me lo ha fatto vedere in modo veramente approfondito. Ci incontrammo la prima volta qui a Venezia, era un 31 dicembre di anni fa, e prima ci si conosceva solo, diciamo, epistolarmente, no? E così andammo a brindare in Via degli Schiavoni, nei pressi di casa sua, per festeggiare l'anno nuovo. Ricordo un gran freddo e un San Giorgio sotto un cielo stellato meraviglioso. Ebbe così inizio quella che divenne poi una profonda amicizia. Cominciamo a trovarci con cadenza regolare, parlavamo un poco di tutto, ma soprattutto di pittura, che era una parte importante, come dire, del nostro nutrimento, e con il tempo imparammo poi a conoscerci bene come uomini, come padri di famiglia. Ecco, i figli in effetti erano motivo di conversazione molto, molto profonda, e lui decisamente ne aveva un'esperienza numericamente superiore alla mia, con tutte le problematiche del caso. La conclusione comunque era sempre la stessa, e cioè il nostro amore per loro e talvolta il rimpianto di non aver a volte saputo offrire quello che si aspettavano, di avere commesso inevitabilmente qualche errore, forse qualche leggerezza, ma ben si sa che nessuno è perfetto. Non è un caso che Erasmo fu la prima persona alla quale dissi all'inizio proprio di quest'anno che in primavera sarei diventato nonno, cosa che è avvenuta. E questa fu una notizia che lo rallegrò moltissimo, la vita. Amava lui la vita, e infatti con angoscia, ad esempio, parlando d'attualità, le notizie in TV delle guerre lo rattristavano moltissimo. A tal proposito, un pomeriggio mi raccontò di suo nonno, Otto Wednigen, comandante di un U-9, un U-boat, un sommergibile, che era un eroe della Prima Guerra Mondiale, con strade e piazze dedicate a quest'uomo in Germania, no? Perché aveva affondato in un solo giorno 3 navi inglesi della Royal Navy, dove però erano morte 1450 persone, marinai, e questo lo rattristava tantissimo, non lo rendeva, diciamo così, orgoglioso di questa cosa. Poi una cosa che ci piaceva molto era quella di ragionare in merito a certi episodi descritti in pittura. Un giorno, prolungando una delle nostre belle passeggiate al sole, andammo nella chiesa di Santa Maria Mater Domini per vedere l'invenzione della croce. Ecco, devo dire che il suo approccio era molto stimolante. Pensare a Elena che va a ricercare la Sacra Croce 300 anni dopo la crocifissione circa, in una terra santa oramai devastate da battaglie, guerre, eccetera, eccetera, lo trovavamo quantomeno curioso. E si osservava quel dipinto cercando di guardarlo prima con gli occhi dei fedeli di quella allora parrocchia cattolicissima, e poi per contrasto con degli occhi diversi, come ad esempio quelli di Zosimo, o fingendo di avere in nostra compagnia Filostorgio, i cui giudizi nei confronti di Elena non erano proprio completamente lusinghieri, per così dire, oppure anche pensando alle relative osservazioni di Calvino nel suo trattato sulle reliquie. Tutto ciò ci portava a fare considerazioni interessanti, che perlomeno a noi risultavano tali, spaziando dalla religione alla superstizione, alla creduleneria e così via. Non è un caso, infatti, che una delle prime cose che mi chiese nei nostri primi incontri fu se io conoscevo Deschner. Che dire poi delle nostre conversazioni e considerazioni sulla figura nelle Sacre Famiglie del Giuseppe dubbioso, così pensando ad esempio alle parole di Giotto su una delle 300 novelle del Sacchetti, e poi delle varie foto dei vari Giuseppe un pochino perplessi che trovavo in giro per l'Italia e che gli mandavo poi nel cellulare, alle quali poi seguivano ovviamente i commenti di Erasmo. La sua naturalezza nel leggere i quadri mi ha sempre colpito, una dimestichezza incredibile nel coglierne il significato, attingendo alla storia, alla letteratura, al teatro, all'artigianato, alla cucina, talvolta anche nei segni di malattie che intravedeva
malattie tipiche di quel periodo che intravedeva in alcuni dettagli fisici dei personaggi dipinti. Insomma, un'immersione in quel contesto sociale a tutto tondo, e il quadro diventava un libro aperto, chiarissimo da leggere. Trovo anche che la comune amica Micha Veneille, che è qui con noi, abbia colto nel segno definendo Erasmo l'éternel magicien, l'eterno mago, scrivendo su di lui: queste conversazioni con Erasmus, lo ascoltavo soprattutto, a proposito della pittura per me erano magiche, perché si sentiva che il suo sguardo luminoso vedeva molto lontano. Per esempio, in poche frasi mi ha fatto capire Tintoretto come nessun altro aveva fatto fino ad allora. Poi non so in quanti lo sappiano, un'altra curiosità, ma Erasmo si cimentò anche nella pittura, questo parecchi anni fa. Quest'ultima è una cosa, devo dire, molto curiosa, che poi mi ha fatto sempre sorridere. Perché un giorno mi disse che mano a mano che proseguiva in questa sua pratica si era accorto che più che mettere colori ne toglieva. Finché un giorno, ridendo, mi disse che la tela gli era rimasta bianca e così smise e si dedicò a quella che poi divenne la sua principale e amata attività. Infatti, a tal proposito, a me sta molto a cuore ricordare il suo intervento di restauro sulla palla del Tintoretto di Bamberga, l'Assunzione della Vergine, ma questo lo dico perché è proprio questa pala d'altare che ci fece conoscere, con il marmocchino aperto sui gradini dell'altare. Parlando d'altro, con la buona stagione ci piaceva molto andare in un bar in riva degli Schiavoni. Ci divertivamo molto ad osservare quel palcoscenico che è la strada, dove il teatro del mondo ci scorreva avanti e indietro, davanti ai nostri occhi, in tutto il suo vasto assortimento. Una curiosità curiosissima, una varietà, curiosissima, e spesso si osservava anche inconsapevole della bellezza del suolo che andava calpestando. Talvolta il divertimento, parlando così di cose leggere, era quello di cercare di cogliere nelle persone particolari tipologie caratteriali, osservando il loro andamento, lo sguardo, il vestire, il trucco, la capigliatura, i tatuaggi, eccetera, eccetera. E così individuavamo le figure comiche, le tragiche, le seriose, le allegre, le spensierate, le pensierose, quelle innamorate, quelle deluse dall'amore e così via. Talvolta Erasmo trovava anche delle somiglianze, un'altra cosa simpatica, delle somiglianze essere umano-animale veramente divertenti, come ad esempio il passo esageratamente felino, che so, di qualche signora, oppure gli uomini scodinzolanti, perfettamente addomesticati dietro alla loro padrona. E qua era inevitabile che ci prendevamo pure noi, scherzando, erano inevitabili le grandi risate, ma si faceva anche l'esatto opposto, e cioè scovare il tipo umano negli animali, per esempio. Ricordo infatti un giorno, che eravamo lì seduti al tavolino del bar, si mise a osservare un colombo che voleva conquistare la colomba, gonfiando il petto, tubando continuamente e seguendola ovunque lei andasse, senza ovviamente mai riuscire a raggiungerla. E lui, sorridendo con quella sua tipica voce ironica, gli piaceva molto osservare che quel colombo si comportava proprio come noi uomini. Altre volte questo esercizio però si faceva più serio, per scovare ad esempio nelle persone delle rassomiglianze con certe figure dipinte nei quadri, come nei lavoratori delle barche da trasporto. Lì vicino c'era un ormeggio, no? dove si ormeggiavano le barche, nei quali si potevano riscontrare delle fisicità identificabili con certe figure, per esempio di alcuni dipinti, uomini robusti, gambe, polpacci vigorosi, anche se molto spesso i tatuaggi ci toglievano la poesia di questa specie di immutabilità nel tempo di certi tipi, che però ci permettevano di fare delle altre osservazioni molto, molto simpatiche e divertenti. Mi ricordo ad esempio di un signore barbuto che era uguale, spiccicato al rangone, stava lontano a fianco nostro, e non riuscivamo a non ridere così per le nostre considerazioni, sempre ovviamente in modo discreto. Si potrebbe dire che tentavamo di esercitare la pratica dell'ozium a nostro beneficio, poi se non saprei se definirlo ozium nel senso nobile del termine, certo che sicuramente non si trattava di negozium. Avevamo più di qualche anno di differenza, per l'esattezza 18, calcolo poi assolutamente preciso perché lui è, o meglio adesso era dell'1 aprile, io per fortuna ancora sono del 9 aprile, ma
Ad un certo punto della vita le esperienze sono quelle che sono, così come le vicissitudini legate all'amore, alla famiglia, ai figli, eccetera, eccetera. E così le nostre conversazioni talvolta diventavano delle confidenze, ma non di chissà quali peccati, ma semplicemente di esperienze umane, di amori vissuti, di amori mancati, persi, di amori incompatibili, di amori tragici e di tutti quei satelliti di emozioni che inevitabilmente gravitano nell'orbita. Sotto questo profilo Erasmo, devo dire, è stato per me una specie di confessore e di quanto eretico si poteva permettere di esercitare questo sacramento al tavolino del bar. Altro argomento era, ad esempio, il Lucrezio, che ci serviva per conversare sulla quotidianità, con un approccio molto realistico, evidentemente per via delle nostre personali vicissitudini di quella fase della nostra vita. Poi anche la leggerezza propria aveva molta importanza per noi. Ad esempio, altra cosa curiosa, avevamo entrambi fatto amicizia, si fa per dire amicizia, con un merlo al quale avevo già accennato. Con un merlo. Qui però mi dovrei prolungare sui nostri esperimenti per colloquiare con il merlo, e soprattutto quelli di Erasmo e quelli che mi ha suggerito, ma andrei troppo per le lunghe, per cui meglio di no, però posso dire che abbiamo avuto dei notevoli risultati. Con Erasmo, infatti, si poteva parlare di cose serie, in modo profondo, e poi passare ad altri argomenti semiseri, argomenti divertenti. Penso, ad esempio, al suo scritto, al quale, devo dire, teneva molto, I pisciatoi proibiti, ovvero una repressione impudica o una guida sgarbata di Venezia, con una raccolta di centinaia di fotografie di questi angoli veneziani del bisogno e poi delle foto che io gli mandavo da quelli che trovavo in giro per l'Italia, che poi non mancavano mai di sue pronte risposte divertentissime. Poi un altro episodio, molto curioso, che mi piace ricordare, è quello relativo ad una nostra conoscenza comune, io per un verso e lui per un altro, e cioè Wolfgang Beltracchi. Eravamo a casa mia e mi stava raccontando della mostra che aveva curato alla Guggenheim, mi pare nel 2012, con i ciclisti di Metzinger. Allora gli dissi che qualche anno fa Cristina Bered mi aveva chiesto di scrivere qualcosa per la personale di Beltracchi allestita nelle sale monumentali della Marciana. Il brano piacque a Beltracchi, mi volle conoscere e poi mi fece dono della sua autobiografia con tanto di firma, sua e della moglie, pure con un bel disegnino anche sopra. Ovviamente ricordo che Erasmo mi stava guardando, incredulo, poi sobbalzò e mi disse col suo tipico accento, come fa? Conosci quel falsario? Così. E ridendo mi raccontò di come l'aveva incastrato con un falso ciclista Metzinger. Infatti nell'autobiografia del Beltracchi questo episodio viene raccontato in nome di Erasmus Wedding, e sta lì bello nero su bianco. Poi mi raccontò lui tutta questa curiosa, affascinante vicenda, i contatti, le telefonate, il retroscena, insomma pareva il copione, la trama di un film. Poi nel corso del 2024 gli feci fare la conoscenza del dottor Mario Po, che è il direttore del polo culturale della Fondazione della Scuola Grande di San Marco, e di lì a poco Erasmo fu inserito nel calendario del Festival di Storia della Salute per una conferenza sul miracolo dello schiavo, per il 28 ottobre. La cosa lo entusiasmò e questo fu, devo dire, molto importante. Aveva così l'opportunità di poter parlare del suo Iacomo per l'ultima volta, come spesso mi disse, in quell'ambiente che fu custode dello Sklavenwunder. Nel corso di quell'anno, però, aveva lamentato dei disturbi che lo avevano preoccupato ed anche questa fu motivo di conversazioni molto serie a riguardo. Ma lui aveva una filosofia tutta sua e mi diceva: vedi Michele, mio padre era un bravissimo medico e mi ha sempre detto mai fidarsi dei dottori, per cui la mia insistenza per fare in modo che si facesse degli esami veniva vanificato da questo suo così filosofico approccio con la salute e con la cura. Anche in questo devo dire che il dottor Po si era reso disponibile per dare un aiuto, ma l'unico medico di cui si fidava Erasmo era un suo carissimo amico svizzero, un bravo medico indubbiamente, che però aveva oltre 90 anni
E perciò, come dire, per forza di anagrafe non esercitava più. Insomma, non ci fu verso. Al di là di tutto ciò, si concentrò sulla conferenza, io lo aiutai a arrangiare il suo scritto dal tedesco all'italiano con non poca difficoltà, perché era un tedesco che lui definiva il vero tedesco che nessuno sa più padroneggiare. Un'esperienza comunque per me indimenticabile. La sua lettura del miracolo era entusiasmante, anche perché quando te la riferisce l'artefice a voce è una cosa ben diverso che leggersela nel suo libro. E poco alla volta mi parve talmente chiara così da ritenerla ovvia, nonostante poi i suoi malanni e le sue preoccupazioni di vario genere. E questo suo riprendere in mano la materia che per decenni aveva studiato, devo dire che era stata un toccasana. Alle gallerie dell'Accademia ricordo che un giorno saremmo stati, credo, 3 ore e mezzo davanti al miracolo, davanti al quadro. Per me fu un insegnamento che non scorderò mai. Tante belle ore assieme e quasi non si parlava più di preoccupazioni, quasi. La conferenza andò bene e concludemmo la serata in campo San Giovanni e Paolo con un aperitivo all'assieme all'amico Ezio Toffolutti che è qui con noi. Ma la cosa non finì lì, perché qualche tempo dopo il dottor Po gli chiese di scrivere un saggio sul Rangone per la rivista Scola per l'anno 2025. La cosa poi si sviluppò e alla fine ci ritrovammo in tre. Erasmo, Sabine, Hermann e il sottoscritto per scrivere, con l'incarico di scrivere sul Rangone. Sabine si era formata sugli studi di Erasmo relativamente a Rangone. Perciò questa occasione fu per lui una cosa bellissima, perché grazie a questa iniziativa in effetti l'aveva reincontrata. Poi purtroppo nel corso del primo mese di quest'anno la sua salute fu scossa fortemente. Io tentai in tutti i modi di aiutarlo, ma il suo carattere era quello che era. E poi affrontava la cosa con una serenità disarmante, a dire poco. Un giorno mi disse: Michele, ho avuto tutto quello che si può avere dalla vita. Ho fatto ciò che mi piaceva, sono contento. Perché oppormi al mio destino? Cioè, c'è qualcosa in me che sento inevitabile e io lo accetto serenamente. Io avevo voglia di dirgli così in tono ironico, ma con finalità serie: sì, caro Erasmo, ma se magari con qualche pillola, anziché morire domani mattina, muori a 4-5 anni, non sarebbe meglio? E lui mi sorrideva così, come niente fosse. Era fatto così. Gli ultimi 2 mesi era così debole che a fatica riusciva a scendere le scale di casa, a risalirle, e poi per lui era una sorta di scalata all'Everest senza le bombole di ossigeno, e così. Nell'ultimo periodo io andavo da lui a casa sua tutti i giorni, cercavo di rendermi utile come meglio potevo, gli portavo le spese, ma il suo appetito oramai era una parola vuota, proprio come lui che si stava pian pianino svuotando. E me ne accorgevo io che lo vedevo tutti i giorni, il che è tutto dire. Finalmente si convinse, arrivò l'amico Boris Joffe, anche lui è qua, per portarselo in Germania e fargli fare una visita approfondita. La sera prima della loro partenza io ero lì, come quasi tutte le sere. Lo salutai con un abbraccio sulla soglia di casa e il suo sguardo mi trasmetteva un grande affetto, poche parole, una stretta comunicazione di emozioni trasmesse con gli sguardi per un viaggio di sola andata. Mi ricordava vagamente il suo Giacomo nell'autoritratto del Louvre, un uomo ormai sulla soglia della fine, con uno sguardo che va oltre. E io non dimenticherò mai quel suo sguardo. Poi arrivò quel giovedì. Io ero a Cento e lui a Berna. Squilla il telefonino, rispondo, una voce che dire flebile è dire poco, pronuncia poche parole, come un respiro, un soffio che se ne sta andando. Ciao Michele, ho fatto la visita e mi hanno dato pochissimo tempo, giorni. Chiama tu per favore tutti gli amici. Beh, almeno sono riuscito a fare gli 84 anni, e questo me lo disse sorridendo con il suo solito umorismo. E poi Barbara Luisi è una nostra amica, che è la coordinatrice, tra parentesi, dell'orchestra di Ca' Foscari. Barbara ha suonato per me il violino e mi ha mandato la musica nel cellulare. Ti volevo salutare, amico mio.
Ovviamente, più o meno come adesso, non riuscivo più a parlare perché il pianto me lo impediva. Quel saluto definitivo fu per me un macigno di dolore, però la sua voce, con quel suo tipico velo di ironia anche in quel terribile momento, mi fece anche percepire la sua serenità e perciò tutto sommato fu anche per me un momento di sollievo. E la conferma di questa mia sensazione l'ho poi avuta leggendo il suo epitafio nella sua epigrafe, che recita così: quando pensate a me, non siate tristi, parlate piuttosto di me e osate ridere. E io soggiungo: Ich grüße dich, mein Freund. Ho terminato, spero di non avervi annoiato, questo è il mio ricordo di Erasmo. Grazie. Io ringrazio ancora tutti gli amici e i colleghi che hanno partecipato a questo pomeriggio. Vorrei eventualmente lasciare la parola al pubblico se qualcuno volesse aggiungere qualcosa. Allora forse possiamo chiudere ascoltando il brano che l'amico Boris Joffre ha composto per Erasmo, per salutarlo insieme. I just wanted to explain that this is a little song to the poem of Erasmus. He had very special humor and loved to make joke about serious, important, and holy things like death, and became old, and wrote some poems in spirit of François Villon or German cabaret like Georg Kreisler. So I just wrote a melody to his poem.
sky.